io penso che in realtà i livelli siano da un punto di vista legislativo più importanti, anche per come si è un po' evoluta la situazione di due. Un primo livello è sicuramente il livello, diciamo, più alto, quello nazionale, quello del Parlamento, quello del governo, prima fra tutti la legge Bossi-Fini, ma non solo, tutta una serie di altri provvedimenti e altri completamenti, la scelta di puntare a combattere e a pubblicizzare e evidenziare molto i respingimenti in mare, anche questa una scelta politica legislativa in qualche modo che fa capire come una certa classe dirigente, una certa maggioranza di governo intenda il rapporto con l'extracomunitario. E poi oggi viene avanti il problema appunto della cittadinanza delle seconde generazioni, che diventa un problema particolarmente grave, perché abbiamo dei cittadini italiani che sono vissuti quantomeno fin da giovanissimi in Italia e hanno frequentato cittadini italiani, hanno fatto esperienze nel nostro paese, probabilmente si sono anche innamorati di questo strano paese o si sentono comunque a casa loro, e al raggiungimento del 18° anno di età si trovano in una situazione in cui non sanno più chi sono, hanno il problema di capire cosa fare, di ottenere appunto un titolo e così via. E quindi anche su questo oggi la politica, che arriva sempre in ritardo, però sarebbe necessario un intervento normativo per sistemare in qualche modo queste situazioni, per evitare che queste persone si trovino nella stessa situazione di chi è arrivato qui magari a 20-30 anni, ma anni fa, e fa un determinato percorso appunto lavorativo prima di poter eventualmente accedere alla cittadinanza. Senza contare il problema per esempio del diritto di voto, che anche quello sono state fatte una serie di proposte, soprattutto per esempio per il voto a carattere amministrativo, che potrebbe essere, il cui diritto potrebbe essere attribuito anche a non cittadini che però hanno un certo tipo di permanenza, un certo tipo di situazione e così via, e che potrebbero esprimere dei propri candidati, dei propri consiglieri comunali, provinciali, piuttosto che regionali, in certe zone, come capita nel nostro territorio, in cui probabilmente la percentuale di cittadini extracomunitari è talmente significativa che riconoscere agli stessi la possibilità di esprimere dei rappresentanti istituzionali mi pare che sia una questione esclusivamente di correttezza, di buon senso. I tentativi che sono stati fatti, e quindi passiamo, diciamo, un po' al secondo livello, che è il livello appunto amministrativo, locale, regionale, provinciale, comunale. I tentativi che sono stati fatti a Vicenza, in Consiglio Comunale, per l'inserimento del consigliere aggiunto, sono dei tentativi che poi alla fine non sono mai riusciti ad avere uno sbocco, e anche questo dimostra come oggi un'amministrazione di centrosinistra che ha fortunatamente in mano le reti della città, però quanto sia distante da determinate problematiche, quanto certi percorsi siano difficili da perseguire. E poi abbiamo, sempre in quest'ottica, abbiamo la situazione del comune di Adro, che impone la bistecca di maiale tutti i giorni a scuola, perché quella fa parte della nostra tradizione. Io non ho mai mangiato bistecche di maiale tutti i giorni, però pur essendo nato qua, avendo madre bresciana, e quindi non so, però anche questo la dice lunga. E il caso a cui si faceva riferimento, che è uscito oggi sul giornale di Vicenza, è la situazione di Montecchio Maggiore, in cui anche lì abbiamo avuto il divieto è stato impedito l'approvvigionamento alla mensa della scuola a quei ragazzi, a quei bambini i cui genitori non pagavano la retta scolastica, la retta della mensa scolastica, che è una questione che è venuta fuori la primavera scorsa. E oggi, in realtà questi sono fatti che sono avvenuti un po' nel tempo, oggi sul giornale di Vicenza c'è la notizia che è stata fatta una causa civile nei confronti del comune di Montecchio per atti discriminatori. Il tutto nasce da una delibera del comune di Montecchio, e
appunto questi sono gli atti normativi che sono forse meno noti ma che più incidono sulla qualità della vita delle persone. Il Comune di Montecchio delibera che solo ed esclusivamente per gli extracomunitari residenti nel Comune di Montecchio, al fine di poter chiedere l'abitabilità, diciamo, perché si possa accettare l'abitabilità nella casa che occupano, devono avere un tot di metri quadri a testa. Cioè, se io sono un cittadino italiano posso stare anche in un monolocale di 20 metri quadri, ma se sono invece un cittadino, sono un extracomunitario, non posso, non sono un cittadino italiano, non posso, devo avere determinati altri requisiti e differenti. Perché in realtà la norma viene fatta in collegamento con quelle funzioni comunali per stabilire l'abitabilità dei locali che sono occupati appunto dai non cittadini, che poi devono avere questo requisito per poter chiedere rinnovare il permesso di soggiorno e tutte le altre cose. Allora il Comune di Montecchio fa questa delibera, che è stata impugnata, però la delibera entra in vigore. Quindi il Comune di Montecchio, al fine di controllare il rispetto della delibera, incarica i propri vigili comunali, e questo già è una cosa grave, ma meno grave sicuramente è il fatto che ai vigili comunali e ai vigili urbani si uniscono anche i carabinieri, per accedere nelle case, nei condomini, di mattina presto, verso le 5 del mattino, 5 e mezza del mattino, scampanellando, svegliando bambini che dormono, persone che dormono, ed entrando poi in queste case per prendere le misure delle stanze in metri quadri. E qui poi c'è stato tutto il problema sul fatto se queste persone entrassero con l'autorizzazione o meno, perché in realtà allora, il diritto da parte chiamiamola della forza pubblica di intervenire sforzando la porta o situazioni di impedimento e violando altri diritti, quali per esempio quello della comunità privata, della tranquillità, della serenità delle persone, sono in presenza di situazioni in cui c'è un reato, c'è una situazione di emergenza, qualcuno che sta picchiando un altro, oppure ci sono dei corpi di reato, si dice, eccetera, armi, droga, diamanti, cose di questo genere. No? Questi sono i casi in cui possono intervenire, e in realtà quindi loro non intervengono perché sulla base di questi requisiti, perché intervengono per prendere delle misure. Però in realtà io vorrei vedere anche, ma io stesso, se mi suona alle 5 del mattino una persona in uniforme, se riesco ad avere quella lucidità tale per poter esercitare i miei diritti e dirgli: cosa vuoi, hai un mandato, cosa vieni a fare a casa mia perché mi suoni alle 5 del mattino. Quindi possiamo ben immaginare la situazione di chi non è cittadino italiano e si trova comunque in una situazione di questo tipo. Allora per questi comportamenti, per queste situazioni è stata fatta una causa civile contro il Comune per appunto atteggiamento discriminatorio. Però ecco, questo è quello che si respira, e queste battaglie sono battaglie importanti, cioè le battaglie giudiziarie, perché diciamo sono la frontiera alla fine, no? Cioè quando io proprio non riesco a vedere tutelati i miei diritti, non mi resta che andare davanti a un giudice, però con la difficoltà dell'accesso alla giustizia, con i tempi della giustizia anche a Vicenza, e quindi ovviamente sono questioni che poi si dilatano nel tempo, sono soluzioni che in realtà dovrebbero essere soluzioni politiche. E qui però ovviamente torniamo un po' indietro, perché ovviamente questo sindaco che è lì, qualcuno l'ha eletto, qualcuno l'ha votato, e il sindaco di Adro pure, Tosi pure, Zaia pure, eccetera eccetera, quindi dovremmo un po' confrontarlo. Ma questo non è nazismo? Penso che siano degli atti di razzismo. Per quanto riguarda i fatti del Comune di Montecchio, si è provveduto anche a fare una denuncia penale che peraltro non ha avuto nessun seguito. Questo purtroppo è la situazione. Allora probabilmente il lievito culturale, queste iniziative, un maggior coinvolgimento delle persone affinché poi esprimano nel momento elettorale, diciamo, magari un
un consenso diverso